Scende dall'auto, prima prova a forzare la serratura di un veicolo in sosta, poi spacca il finestrino, arraffa qualcosa e con il bottino risale in macchina e se ne va. Gennaio 2026, 90 Padovana. A immortalare quanto accaduto le telecamere di videosorveglianza del comune e grazie al targa system il colpevole è individuato in un residente del camponomadi di Via Longhina a Padova, arrabbiato il primo cittadino. È solo la fine di una serie di immagini che abbiamo e di targa system, di registrazione targhe di questi ospiti del comune di Padova che vengono a rompere le auto a 90 Padovana, a fare un bancomat, come si suol dire, prendendo gli averi dei cittadini di 90 Padovana. Il sindaco Bano attacca anche i recenti provvedimenti della giunta Giordani. Non solo li ospita senza mandarli via, ma addirittura gli paga i debiti, gli azzera i debiti e finanzia con opere pubbliche questo campo. Ecco, lei che cosa chiede? Che venga sgomberato immediatamente il campo Rom di Via Longhina. Non si fa attendere la risposta di Sergio Giordani. Nel campo nomadi di Via Longhina abitano 75 persone, di cui 40 sono minori. Pensare di lasciare 40 bambini sotto la pioggia mi fa venire la pelle d'oca. Ho una sensibilità su questi temi che forse al sindaco Bano manca. Io non cambio strada.